Ecco, ritorniamo a noi, c'è un altro messaggio. Ho sentito più volte che è difficile contare gli infortuni in agricoltura. Come mai? Perché siamo i primi a rimetterci. Sì, era il motivo, lo dicevamo prima, perché normalmente si usano come dati ufficiali quelli dell'INAIL, giustamente, però ricordo l'INAIL è... All'INAIL viene fatta la denuncia quando c'è un infortunio, no? Sì, Quindi... ma non solo, ma l'INAIL è sostanzialmente un'assicurazione che ha degli iscritti, per cui di fatto quello è il suo campione, che sono abbastanza rappresentativi, per alcuni settori sono completamente rappresentativi dei lavoratori in forze, ovviamente escludendo quelli in nero che sfuggono per definizione, ma non ci si può far nulla. E invece per quanto riguarda l'agricoltura, appunto, è un settore in cui possono accadere delle situazioni per cui non c'è un obbligo di iscrizione all'INAIL. Tra l'altro poi il settore dell'agricoltura è anche un po' particolare perché spesso è un settore in cui si lavora a livello familiare. Spesso si lavora con mezzi anche vecchi, vetusti, la questione anche del trattore che volevo appunto un po' approfondire, perché in effetti spesso l'infortunio mortale in agricoltura è connesso a un ribaltamento con l'uso del trattore. Il ribaltamento del trattore è un evento che può accadere nella coltivazione di un campo, anche perché ovviamente è un terreno dissestato, poi pensate, qui siamo anche in pianura, ma provate a pensare cosa succede quando si comincia a lavorare in collina. Però i trattori più recenti, più moderni, ma non sto dicendo quelli che producono, ma quelli che producono da ormai forse 10 anni o anche di più, sono anche dotati di sistemi di sicurezza per cui in caso di ribaltamento l'uomo non viene schiacciato, hanno una cabina che li protegge. Rimane il fatto che però se uno così quando la domenica va a fare la passeggiata in campagna butta un occhio, vede ancora trattori completamente aperti e privi di roll bar. E questi evidentemente sono delle macchine pericolosissime perché in caso di ribaltamento l'uomo rischia di rimanere schiacciato sotto al mezzo. Ecco, c'era un altro messaggio che apriva un'altra volevo dire un'altra cosa relativamente alla marcatura CE, perché prima c'era anche il messaggio relativo al trattore marcato CE. Ecco, bisogna fare attenzione perché bisogna ricordarci cosa significa questa marcatura CE. Che c'è sui trattori. Che c'è sui trattori, che c'è su molti prodotti che noi acquistiamo. Questo perché a livello europeo vengono stabilite delle direttive di prodotto, si chiamano, no? Che stabiliscono come o quali requisiti devono avere determinati prodotti, dalla macchina che si usa in ambito di lavoro fino al giocattolo che abbiamo in casa per i nostri bambini, anche quelli, se fate caso, sono marcati. Sì, assolutamente, anzi, la ricerca che siano marchiati. Ecco, in realtà per immettere sul mercato europeo questi prodotti è obbligatorio che vi sia questa marcatura CE, quindi che il prodotto sia marcato CE. Ma la marcatura CE non è che determina di per sé come dire, un prodotto di qualità. Diciamo che la marcatura CE è un marchio che appone, normalmente in realtà poi le procedure possono essere diverse, ma in molti casi lo appone il costruttore, dichiarando sostanzialmente, autodichiarando che il prodotto che lui sta realizzando è rispettoso dei principi generali o di norme tecniche specifiche, se ce ne sono, previste appunto a livello europeo. È chiaro che io potrei avere di fronte a me un produttore che dichiara il falso, che sbaglia a dichiarare, che fa un prodotto sicuramente meno qualitativamente performante rispetto a un altro e via dicendo, un po' come quando compriamo un'automobile, non è che adesso sono tutte omologate ma non sono tutte evidentemente qualitativamente identiche. Quindi bisogna fare attenzione in questi casi, senza contare che poi c'è anche naturalmente il mercato dell'importato, nel qual caso naturalmente può accadere di nuovo che non ci sia un completo rispetto dei requisiti di sicurezza previsti, benché il prodotto sia marcato CE. In questi casi quindi uno ha comprato una macchina, è marcata CE ma in realtà non è sicura. Ah signore, questa era nuova. Questa è una quindi aveva scritto correttamente il signore che mi ha mandato il messaggio, perché aveva detto però poi io devo controllare, è vero, io acquisto questo prodotto, è marcato CE, ma comunque devo essere in grado di capire se è
sicuro, quantomeno palesemente, quantomeno se è palesemente insicuro. A questo punto cosa serve la marcatura? Cioè, mi viene anche da pensare, perché se non allora, ti dà queste garanzie di qualità che penso siano un po' basilari, insomma, fondamentali, no? Sì, è vero, però non è che tutti i prodotti che vengono prodotti vengono controllati da un ente terzo che certifica, eccetera, eccetera. Quindi rimane sempre una dichiarazione del produttore. Quindi se io sono di fronte a un bravo produttore che è serio, che è capace a costruire, che costruisce secondo le tecniche più moderne, eccetera, acquisto sicuramente un prodotto di ottima qualità e sicuro. Altrimenti, se no potrei anche aver acquistato un prodotto non sicuro, ma magari nemmeno il costruttore lo sa. Ecco, chiarissimo. Vediamo di leggere anche gli altri due messaggi, non li abbiamo trascurati perché anche questi aprono due spaccati interessanti che abbiamo visto prima in sovrimpressione, quindi vediamo un po' della regia. Questo è già pazzesco, ancora oggi si parla di morti bianche e con questi numeri, infatti abbiamo detto 3 al giorno, insomma un numero eclatante. Ci rendiamo conto che con lo stress che costantemente viviamo sempre alla ricerca della velocità per rispettare i tempi imposti, sono un camionista malato che vi sta seguendo. E qui dei camionisti, secondo me, sì, c'è un capitolo interessante da affrontare, perché effettivamente devono rispettare delle tempistiche di consegna, ma nel contempo anche ore di riposo, giustamente. Poi l'altro messaggio invece che parlava degli infortuni domestici, si contano infortuni in ambito domestico, perché se quelli lavorativi ufficiali fanno paura, non immagino uno che a casa si fa i lavoretti propri e non ha sicuramente la formazione corretta, come possa fare aumentare i dati da voi mostrati. Beh, io vi posso dire questo, oggi stiamo parlando appunto degli infortuni sul luogo di lavoro. Abbiamo visto che il numero si attesta sui 1000, se noi contiamo gli infortuni che avvengono in ambito domestico il numero è sui 6000. Addirittura? Cioè sono 6 volte tanto. Ah, quindi non sono compresi questi dati qua. No, cioè sono numeri spaventosi. È vero che per gli infortuni domestici, caspita, sono tanti. Quindi in realtà paradossalmente il luogo di lavoro più pericoloso è la casa. È la casa. Ma ha detto bene la persona che ha scritto quel messaggio, il motivo è semplicissimo: chi lavora in casa lavora senza formazione, senza dispositivi di protezione, senza un controllo, senza relax. È completamente fuori legge se fosse in un ambito lavorativo. Ovvio che poi, essendo a casa sua, non c'è una legge che vada a imporre cosa fa uno a casa sua. Ma ci sono anche infortuni gravi o mortali? Sì, i mortali sono quel numero che accennavo. 6.000 morti. Sono circa 6 volte tanto. Guardi, quando abbiamo iniziato a interessarci di questo aspetto siamo rimasti impressionati, sbalorditi in realtà. Io non ci credevo, l'abbiamo controllato più volte e ho detto no, non può essere. E invece è così. È che non fanno notizia, però è impressionante. Tutte ovviamente poi lì bisogna vedere, le cause possono essere le più varie, però tipicamente anche lì si cade dalla scala facendo lavori e via dicendo. Voi una volta avevate approfondito anche il rischio elettrico, tra l'altro. Ma del resto, se uno va, adesso è molto, basta andare al pronto soccorso, si va al pronto soccorso e si sta lì, quando succede, speriamo mai, ma quando succede si sta lì una mezza giornata ad aspettare e si comincia a guardare chi entra e chi esce. Di solito chi sono? Sono persone che sono fatte male per strada e a casa. Quindi cominciamo a contarle, vediamo quel giorno quante ne sono entrate e uscite. Provate a pensare, siamo stati lì mezza giornata in un pronto soccorso. Per cui non è così strano in realtà, poi rimettendoci a ragionare sul fatto che in casa ci si faccia spesso male e anche spesso molto male. Infatti questa norma è rilevante, è vero? Non ce ne sono notizie, perché magari non fa notizia, perché anche mancano, diciamo, le fonti di approvvigionamento della notizia, però in realtà sono numeri spaventosi che dovrebbero indurre anche qui formazione. In che senso, in che termini? Perché molte volte in ambito, io mi ricordo una volta abbiamo fatto una trasmissione dedicata e tra l'altro ha riscosso anche molto l'attenzione dei telespettatori, perché si parlava di infortuni dovuti all'elettricità, infortuni elettrici, per cui dal semplice albero di Natale che uno non ci pensa, che da dentro lo porta fuori, poi ci può essere il cortocircuito, a piccoli lavoretti che uno fa senza staccare la corrente, oppure altre cose dove non ci sono presidi di sicurezza, ma una persona normalmente non ci pensa, perché non pensa che possa capitare proprio a lui, o la sega elettrica o quant'altro. C'è di nuovo una inconsapevolezza proprio del rischio. Pensate, in casa ci sono anche prodotti chimici, c'è acqua bollente, l'elettricità di cui parlavamo prima, le fiamme.
E quindi ci sono delle fonti di pericolo assolutamente non trascurabili e generalmente maneggiate da persone che non sono formate particolarmente né hanno spesso dispositivi di protezione, perché tante volte magari uno fa un lavoro ogni tanto, neanche uno si mette a preoccuparsi del guanto e poi magari si taglia una mano, un dito o altro. E li troviamo al pronto soccorso, come dicevo prima. Esatto, no? infatti. Tornando ai nostri dati, cos'altro possiamo estrapolare? Cosa possiamo delle regioni dovremmo vedere? Un po' il grafico delle regioni, gli andamenti. Infatti volevo dirvi delle suddivisioni, diciamo, degli infortuni in ambito regionale. Allora, nel 2016 il maggior numero di infortuni in termini assoluti è avvenuto in Emilia-Romagna. Sono 87, seguita dal Veneto, dalla Lombardia, che sono a 86 entrambe. Dopodiché, ecco, si vede anche qui abbastanza a occhio che ci sono 3 regioni, le prime 3 sono appunto l'Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, che sono più o meno tutte sullo stesso valore. Ma poi perché c'è un maggior numero anche di occupati? Sì, infatti. Allora, la regione con maggior occupati è la Lombardia, che è al terzo posto, seguita dal Veneto. Anzi, scusatemi, il Veneto in realtà come occupati è al terzo posto ed è al secondo posto come infortuni in assoluto, mentre l'Emilia Romagna è al quarto posto come occupati ed è al primo posto come infortuni in termini assoluti. Quindi insomma, in Emilia quest'anno sono successi molti infortuni. Sicuramente più di quanti ci si dovrebbe aspettare secondo questa proporzione tra occupati. Assolutamente, eccolo qua. Ecco. Poi vedete c'è uno scalino perché le altre regioni si inizierebbe dal Piemonte, hanno come numero di infortuni siamo sui 60, quindi una ventina in meno. Ecco, quando si verificano questi infortuni, lei diceva per esempio nel settore dell'edilizia, per quanto sia notevolmente in crisi, una leggera ripresa, però insomma comunque sempre un settore particolare. Sapete anche le cause quali sono quindi preponderanti? Sì, ecco, a questa domanda rispondo sempre, purtroppo sempre le stesse, perché nell'edilizia le cause rimangono fondamentalmente le cadute dall'alto. Quindi vuol dire che manca il presidio di sicurezza a questo punto, cioè manca l'essere agganciati, gli scarponcini? Questo sicuramente uno studio e una preparazione anche del lavoro il più delle volte, perché stavo leggendo. Sì, come è possibile che gli infortuni sul lavoro aumentino nonostante il calo degli occupati, fenomeno veramente preoccupante? Sì, in realtà non è vero, perché abbiamo detto che stanno diminuendo, quindi c'è una tendenza che segue. Sono sempre tanti, però un po' meno. Sono tanti, questo sì. Se voleva dire come fanno a essere ancora così tanti nonostante la tendenza, questo è vero, sono ancora tanti. No, dicevo relativamente alle cadute dall'alto e al settore dell'edilizia che al di là dell'uso dell'imbragatura, tutti ci immaginiamo sempre l'imbragatura, poi in realtà il lavoro va pensato, va preparato, e allora tante volte anche parlando con chi ha delle imprese edili mi dice sì, però mi chiamano, devo andare lì subito, devo risolvergli il problema subito, non c'è tempo e quindi in qualche modo si fa. Ecco, con questo sistema in qualche modo si fa, tra l'altro devo dire anche con una accordo con il committente, con il cliente, che potrebbe essere anche un privato cittadino che in quel momento lì chiama l'impresa e vuole che venga fatto subito il lavoro, senza preoccuparsi degli aspetti di sicurezza. Allora, un po' di colpa a volte è anche del committente, tant'è che è successo e succede ancora adesso che poi quando si va a procedere, perché questi infortuni poi determinano sempre l'apertura di un procedimento penale per una ricerca di responsabilità, in alcuni casi si scopre che la responsabilità è anche a capo del committente, quindi magari del privato che aveva incaricato l'impresa e che non l'aveva magari messa nelle condizioni, non l'aveva informata sui rischi o che addirittura aveva spinto perché non si lavorasse in sicurezza, magari riducendo i costi. Ecco, c'è una responsabilità in capo al committente? C'è la normativa che è molto chiara al proposito? Assolutamente, no? Teniamo conto che dal punto di vista penale e quindi di rischio poi di finire in galera, la responsabilità va in capo a chi in qualche modo ha determinato l'infortunio, quindi può essere il datore di lavoro, può essere anche il lavoratore, può essere il committente, a seconda di chi, o potrebbe essere anche più di uno di questi soggetti, a seconda di chi con le sue azioni o le sue omissioni
ha determinato l'infortunio. Ecco l'esempio tipico, dopo leggiamo il messaggio e dopo andiamo in pubblicità subitissimo. La signora Maria che chiama, che so io, l'impresina del territorio a mettere le tende in terrazzo, faccio l'esempio, e poi gli operai, e basta, la chiama, deve mettere le tende, non se ne occupa, l'operaio poi si spinge in fuori, non si mette tutta l'imbragatura, tipico, certo. li vedi là in equilibrio instabile che fa gli agganci eccetera, succede qualche cosa, chi è responsabile? L'impresina che non ha premunito o la signora Maria che doveva controllare eccetera? Come le dicevo, io credo che chiunque di noi veda una persona che si sporge da una terrazza, no, percepisca che rischia di cadere. Quindi probabilmente anche la signora Maria è in grado di capire questo tipo di... Ma avrebbe dovuto denunciare la cosa per tutelarsi? La signora Maria avrebbe dovuto fermare il lavoro che lei aveva commissionato, sicuramente. In questo caso qua, perché altrimenti c'è una corresponsabilità. Sì. Ecco. Poi c'era un altro messaggio che era arrivato e andiamo poi in pubblicità rapidamente, vediamo se riusciamo a leggerlo, lo mettere in onda dalla regia. Eccolo qua, un dipendente pur a volte si accorge che non lavora in un ambiente sicuro, ma deve pur sempre lavorare. Certo. Questo poi fa parte delle dinamiche aziendali, no? I lavoratori evidentemente possono segnalare, possono richiedere, possono anche attivare gli enti di controllo, ci mancherebbe, no? Però è anche chiaro che allo stesso tempo tace i lavori, insomma. Sì, per cui non è che ci aspettiamo che questo sia il primario compito e che le cose migliorino per una forte spinta da parte dei lavoratori. Le cose migliorano se naturalmente chi governa l'azienda intende farle migliorare, su questo non c'è un dubbio. Che è quello su cui ci chiamavano anche molti dei nostri intervistati. Qui naturalmente ci sono i controlli, servono i controlli e serve la formazione di cui parlavamo prima. Esatto. Pubblicità, pochi secondi, poi torniamo insieme.